Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'ondata di maltempo sulla Sicilia con raffiche di vento fino a 180 km/h, a decine gli alberi abbattuti e i cartelli pericolanti. Chiuso e poi riaperto un tratto della 18 a Messina, sospese le lezioni. In corso di riparazione la nuova voragine che si è aperta al lungomare di Catania. Il vice sindaco dice non c'è legame col ciclone, la causa è il cedimento di un tombino. Sarà riaperto nelle prossime ore. Non ha ricambiato il mio sguardo, confessa l'uomo affetto da disturbi psichici che ha coltellato alle spalle una donna a Palermo. I due non si conoscevano. Il processo per l'omicidio del pasticcere Santoré. L'avvocato cita il Ministero dell'Interno per non aver dato seguito agli ordini di espulsione nei confronti dell'assassino, un cittadino straniero. Coppia di coniugi ferite nello scoppio di una bombola di gas all'Icata nell'Agrigentino. Lui ha riportato varie ustioni, la moglie è sotto shock. Rinviato a giudizio per presunte assunzioni nella refezione scolastica il sindaco di Niscemi. Intanto vanno avanti i recuperi, la storia di due giovani imprenditori. Dobbiamo ricominciare da zero. Il Carnevale ecologico, inaugurata alla metropolitana di Catania una mostra realizzata dagli studenti. Calcio, vigilia di derby fra Siracusa e Catania che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro. La Catania deve riprendere a correre dopo la frenata delle ultime due partite. Domani in campo anche il Palermo che al Barbera contro l'Entella va alla ricerca della 7ª vittoria consecutiva in casa. Dunque un'ondata di maltempo si è abbattuta in diverse parti della Sicilia, grossi danni in particolare nel Messinese dove il vento ha raggiunto punte di 180 km/h. Sentiamo Francesco Triolo. Una tempesta assimilabile ad un uragano con raffiche di vento arrivate anche a 180 km/h. Messina è stata colpita in maniera imponente nella nottata e nella prima mattinata dalla perturbazione che si è abbattuta sulla costa tirrenica della Sicilia. Le stazioni di misurazione del vento hanno segnalato 151 km/h di media alle 3 della notte ed è pesante il bilancio ancora provvisorio. Centinaia gli alberi abbattuti, stimano dal COC del comune di Messina, in virtù delle segnalazioni arrivate. Cartelloni pubblicitari, pali della luce, pannelli fotovoltaici, tettoi, deordi locali sradicati dal vento. Da piazza Castronova a Zafferia, in pieno centro, di fronte alla stazione centrale, in via Trieste e nel centralissimo viale San Martino. La protezione civile comunale lavora sulla segnalazione dei danni e per coordinare gli interventi di emergenza, confidando in un miglioramento delle condizioni. Al momento la situazione stazionaria dovrebbe abbassarsi, comunque il vento e le piogge sono anche a livello locale diffuse, però sono in diminuzione, in attenuazione. In serata ci dovrebbe essere un primo miglioramento generale di tutto, anche nell'abbassamento del livello delle onde che hanno raggiunto anche in alcuni punti l'altezza di 5 metri. Situazione complicata anche a Rodia, sul versante tirrenico della città. Il mare in tempesta ha travolto il lungomare e la piazzetta del Borgo Marinaro. In diverse zone della città, sia in nottata che anche in mattinata, si sono registrati blackout dalla corrente elettrica per ore. Danni sono stati registrati pure alle strutture provvisorie del mercato Vascone. Oggi a Messina è stata disposta la chiusura di tutte le scuole. E non c'è maltempo, ma un vecchio tombino in disuso dietro la nuova voragine che si è aperta al lungomare di Catania, che sarà riaperto nelle prossime ore. Sentiamo Desiree Ferlito. Riaprirà nelle prossime ore il lungomare di Catania, interdetto al traffico per il cedimento di un tombino. I tecnici della manutenzione del comune sono al lavoro per ripristinare il cedimento e riasfaltare la strada, mentre le pattuglie della polizia locale si sono occupate del traffico e hanno messo in sicurezza l'area, evitando così conseguenze peggiori. È stato provvidenziale quello che è accaduto, perché comunque avevamo noi già pianificato un intervento per verificare tutta la situazione di questi tombini che si trovano lungo il lungomare per la realizzazione della nuova idea progettuale che sta prendendo corpo. Nulla a che vedere con il ciclone Harry, come si era pensato in un primo momento. Si tratterebbe dunque solo di una coincidenza che ha infierito sullo stato già precario di uno dei tratti più belli e più amati dai catanesi, protagonista di un grande progetto di riqualificazione.
In previsione, ha dichiarato il sindaco, un capillare controllo lungo tutto il lungomare per evitare altri accadimenti simili. Questo lavoro che stiamo facendo qui ci induce ad accelerare l'attività di ispezione nelle altre camere di ispezione, chiedo scusa la ripetizione, lungo il lungomare, in modo da stare certi che non ci possano essere altri collassamenti. Non ha ricambiato il mio sguardo e non ci ho visto più, ha confessato alla polizia l'uomo arrestato dopo aver accoltellato una donna in preda ad un raptus a Palermo. L'uomo ha anche ammesso di non avere preso per alcuni giorni i farmaci che doveva assumere per i problemi psichici. Sentiamo Marco Gullà. Per strada ci sono ancora le tracce di sangue. Nella centralissima via Libertà a Palermo, ieri un uomo di 53 anni, Massimo Gaiardo De Stefano, ha accoltellato alla schiena Maria Luigia Anna Tricarico, 56 anni, appena uscita dal salone del parrucchiere. Il 53enne, che soffrirebbe di disturbi psichiatrici, è stato arrestato e condotto in carcere. Alla domanda degli investigatori sul perché lo ha fatto, ha risposto così: non lo so. Non so dirvelo. Maria Tricarico si trova ricoverata all'ospedale Villa Sofia, ha una frattura a una vertebra, spiegano i medici. La prognosi è riservata e al momento non deve essere operata. In via Libertà, intanto, non si parla d'altro. L'aggressore era noto ad alcuni residenti, ma non aveva mai lasciato presagire che potesse commettere un atto così grave. Incontriamo anche il titolare della parruccheria, che per primo ha soccorso la signora. Era ferita e accusava proprio il fatto di non poter respirare. Avete subito chiamato i soccorsi, la signora era terrorizzata, ha visto lei anche che comunque era piena di sangue, era ferita proprio nella parte Ma lei non si rendeva conto neanche di quello che aveva, perché lei pensava di aver subito un colpo e basta. Noi addirittura pensavamo che con questo evento fosse caduto qualcosa e l'avesse colpita. E poi abbiamo scoperto che aveva questa ferita nella schiena. Le tante telecamere di videosorveglianza saranno di supporto a ricostruire l'aggressione e soprattutto capire se l'uomo stava seguendo la donna in parrucchieria. Si è aperto stamattina davanti alla Corte d'Assise di Catania il processo nei confronti di Akbao Innocent, l'uomo originario dello Zimbabwe accusato di aver ucciso con 6 coltellate il pasticcere Santo Re il 30 maggio scorso in piazza Mancini Battaglia. La difesa della vittima ha citato il Ministero degli Interni come responsabile civile. Dal 2007, infatti, l'omicida aveva ricevuto 7 ordini di espulsione. 2 vigili di Mister Bianco sono stati accerchiati, scaraventati a terra e presi a calci e pugni da un gruppo di 5 persone, sia uomini che donne. Gli agenti stavano contestando un banale divieto di sosta in una delle strade principali della città. Solo l'intervento di altre 2 pattuglie in moto e l'arrivo del comandante ha scongiurato il peggio, la denuncia del sindacato OPL. Andiamo adesso a Licata, in provincia di Agrigento, dove nella notte è esplosa una bombola del gas. Vediamo il bilancio nel servizio di Davide Sardo. Si è sfiorata la tragedia nella notte a Licata, nel quartiere Oltreponte. Intorno alle 3 una violenta esplosione ha scosso uno stabile di via Carso, nei pressi della scuola elementare Angelo Parla, svegliando di soprassalto i residenti. A provocare la deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata una bombola del gas all'interno di un appartamento all'ultimo piano. Subito dopo lo scoppio è divampato un incendio che ha devastato l'abitazione e danneggiato anche l'appartamento accanto. Detriti e calcinacci sono precipitati in strada colpendo 2 auto parcheggiate. Il bilancio è di 2 feriti, marito e moglie di 65 e 60 anni. L'uomo ha riportato ustioni ma non è in pericolo di vita. La donna è rimasta sotto shock. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Licata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino, supportati da una squadra del comando provinciale e dall'autoscala. Sul posto anche guardia di finanza, personale comunale reperibile e ambulanze del 118. Per sicurezza evacuati tutti gli abitanti del palazzo. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti per tutta la notte, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell'esplosione. Alla crisi senza precedenti provocata dalla frana di Niscemi si aggiunge ora anche uno scossone giudiziario che riguarda il sindaco Massimiliano Conti. Sentiamo Gerri Italia.
In una città già piegata da settimane di emergenza è arrivato nella serata di ieri un nuovo colpo che rischia di appesantire ulteriormente la crisi. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Gela, Serena Berenato, ha disposto il rinvio a giudizio del sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, e di altri 6 imputati. L'inchiesta ruota attorno a presunte assunzioni pilotate nella società Si Ristora, incaricata del servizio di refezione scolastica per il comune. Un provvedimento che giunge nel momento più delicato per Niscemi. Con oltre 1500 sfollati, decine di attività commerciali in ginocchio, un territorio ancora instabile, il primo cittadino è infatti impegnato in prima linea nella gestione dell'emergenza frana. Secondo l'accusa, tra il 2019 e il 2020 il sindaco e l'allora presidente del Consiglio Comunale Fabio Bennici avrebbero sfruttato i propri ruoli istituzionali per ottenere l'assunzione di almeno 5 operatori. Per la procura una condotta che configurerebbe il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Mi difenderò nel giudizio, ha commentato Conti. Non capisco in che modo possa aver indotto qualcuno. Sono sereno e a disposizione della magistratura. Le difese intanto respingono ogni addebito. Il processo inizierà a luglio. Proseguono intanto senza sosta le indagini sulla frana. Il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, insieme ai consulenti tecnici dell'Università di Palermo, ha effettuato un lungo sopralluogo per mappare un fronte di smottamento, un risultato molto più ampio dei 5 chilometri inizialmente stimati. Oggi un nuovo sorvolo con l'elicottero della polizia ha permesso di osservare dall'alto anche le aree irraggiungibili via terra, grazie a telecamere ad alta risoluzione. Sarà un lavoro lungo e complesso, ha spiegato il procuratore. Da lunedì scatteranno i primi interrogatori ai tecnici informati sui fatti. A Niscemi intanto, tra macerie, paure e inchieste, l'emergenza sembra non avere fine. In questa emergenza spuntano tante storie, come quella di questi 2 giovani imprenditori costretti a ricominciare da zero. Il suono degli allarmi dei geolaser che nelle scorse ore hanno segnalato continui movimenti del terreno oggi si spegne. Vento e pioggia hanno provocato numerosi falsi allarmi, costringendo alla loro temporanea disattivazione. I dispositivi verranno riprogrammati nelle prossime ore. Intanto, nella zona rossa della frana di Niscemi, i recuperi sono ripresi. Nella fascia più instabile, tra i 30 e i 50 metri dal fronte del crollo, le squadre USAR dei vigili del fuoco operano con robot telecomandati per lavorare in sicurezza nei punti più pericolosi. Ed è proprio qui, in questa zona, che sorgevano la casa e la pizzeria di una giovane coppia, Tony e Benedetta. La casa non c'è più, portata via dai primi crolli. La pizzeria invece è ancora lì, sul ciglio della frana, ma loro non ci potranno mai più rientrare. Per me ho sentito un senso di vuoto perché noi abbiamo investito tutto in quella zona con le attività, la casa, avevamo preso anche una campagna sempre di fronte alla casetta, perciò avevamo dei sogni, pensavamo di vivere il resto della nostra vita in questa zona, infatti abbiamo investito in questa zona. In questo caso uno si rimette, uno si deve rimettere per forza in gioco e ricominciare da zero, da come avevamo cominciato 7 anni fa praticamente. Stiamo cercando di capire come andare avanti perché comunque viene il momento dei risarcimenti, di cercare di quantificare per poter andare avanti e come fare. Da quel giorno, da quella domenica, voi non avete più una casa, non avete più un posto di lavoro perché entrambi ricadono in zona rossa, tra l'altro nella zona rossa più calda. Sì, la casa non c'è più, è crollata, mentre il posto di lavoro rientra nella zona rossa e c'è stato detto che per certo non possiamo più riaprire, quindi abbiamo già svuotato la pizzeria. E mentre si attendono gli aiuti annunciati dalla regione, a Niscemi la priorità resta la sicurezza, perché sul ciglio di questa frana non ci sono solo edifici, ma intere vite da ricostruire. Spaccio di droga, ci sono stati arresti in varie province che confermano che circola molta ecstasy. Laura Spanò. Evidentemente c'è un problema con l'audio. Eccoci di nuovo in studio e allora parliamo delle 4.000 kg di pasta confezionata appartenente a diversi marchi e completamente invasa da parassiti del punteruolo del grano che sono stati sequestrati dai carabinieri dei NAS di Catania in una struttura della grande distribuzione che si trova in un centro commerciale del catanese. Parte della merce era già esposta sugli scaffali mentre un'altra parte era stipata in un deposito. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, torniamo tra poco per ripercorrere gli ultimi momenti dell'ottava di Sant'Agata.
Dunque, ieri i festeggiamenti per l'8ª di Sant'Agata, seguiti anche in questo caso in diretta su Telecolor e Antenna Sicilia, annunciate alcune novità. Desiree Ferlito. Un patto di fedeltà e speranza che continua a vivere nel cuore dei catanesi. Questa è la riflessione di Monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, che ha sancito la conclusione dei festeggiamenti dedicati alla Santa Patrona di Catania. Dopo qualche incertezza dovuta all'allerta meteo arancione, si è deciso di far svolgere regolarmente la processione in Piazza Duomo. Le celebrazioni trasmesse in diretta, a reti unificate su Antenna Sicilia, Telecolor e streaming su Sicilia Web hanno visto l'esposizione delle reliquie alle 8 e le messe in diversi momenti della giornata, fino alla celebrazione eucaristica delle 19. Terminata la liturgia, le reliquie sono state portate in Piazza Duomo alla presenza delle massime autorità cittadine per l'ultimo saluto della città alla sua patrona. 2 le novità annunciate da Monsignor Renna, il 16 e il 17 agosto, ha detto l'arcivescovo. Il Santo Padre invierà un cardinale legato pontificio. L'inviato del Papa giorno 16 presiederà una veglia di preghiera nel piazzale del castello di Aci Castello, dove verranno portate le reliquie di Sant'Agata. Alle prime luci dell'alba del 17 agosto, dalla rotonda di Via del Rotolo, muoveremo in processione con le reliquie che giungeranno in cattedrale, dove verrà celebrato il pontificale. Il 18 agosto avrà termine l'anno giubilare agatino. Rimane però l'eco delle fortissime parole di Monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale di Catania, che ai nostri microfoni ha invitato i devoti a una riflessione. C'è bisogno di ritrovare il decoro, ha detto, soprattutto tra chi si approccia ai cordoni. Non è carnevale, ha continuato Scionti, quello è un momento di intensa spiritualità. Un carnevale ecologico in metro. È stata inaugurata la mostra realizzata dagli studenti delle scuole catanesi, quando l'arte del riciclo si coniuga con la fantasia. Tonino De Mano. Abbiamo riprodotto le 4 stagioni, riciclando ovviamente già cose usate come tappi e cartone ovviamente. Qua come vediamo nel mare ci sono alcune conchiglie. Conchiglie, ma anche meduse e granchi. L'estate nelle 4 stagioni in mostra alla stazione metropolitana Giovanni XXIII è tutta nella fantasia degli alunni delle 4ª e 5ª classi dell'Istituto Comprensivo Montessori Mascagni di Catania, che hanno aderito al progetto Il Carnevale Ecologico, l'allegro mondo della natura floreale. Maschere, oggetti, disegni e lavoretti, tutti rigorosamente legati al Re Burlone, sono stati realizzati con il duplice scopo di divertirsi e di tutelare l'ambiente. I nostri bambini, per realizzare questi lavori, sono andati a reperire il materiale direttamente dai cestini dei rifiuti. Qua possiamo vedere gusci delle uova, il flacone del detersivo, piuttosto che le bottiglie o del semplice velcro. Il progetto è stato promosso dall'assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Catania. L'ambiente è uno dei temi fondamentali da portare avanti all'interno delle scuole, lo abbiamo fatto già con i presepi questo inverno, lo riproponiamo oggi con le maschere di carnevale. La mostra sarà visitabile fino a martedì 17 febbraio. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché domani scendono in campo sia il Catania nel derby con il Siracusa che il Palermo, che attende al Barbera Lentella. A tra poco. Vigilia di derby tra Siracusa e Catania, sfida che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro, una partita importante per le ambizioni di entrambe. Sentiamo Marco Carli. Una partita che vale per il Catania, che vuole mettersi alle spalle lo stop con il Sorrento e la frenata interna con il Cerignola, ma anche per il Siracusa, che non attraversa di certo un periodo positivo. 5 sconfitte nelle ultime 6 dopo i 3 punti importanti con la Salernitana, e si affida anche ai tifosi con la giornata azzurra. Dall'azzurro al rosso-azzurro il Catania vuole sentirsi in corsa, il campionato è ancora lungo, c'è lo scontro diretto seppur alvigorito, ma per arrivarci al meglio bisogna appunto ricominciare a correre. In casa Etnea, per la gara che, lo ricordiamo, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Telecolor, non ci sono Corbari e Lunetta squalificati. Ritorna Miceri, si è allenato regolarmente di Tacchio. Qualche cambio inevitabile anche appunto a causa delle decisioni del giudice sportivo, oltre al normale turnover. Di Noi e Bruzzaniti fra i papabili per cominciare dall'inizio al De Simone in sostituzione proprio dei 2 squalificati. Col Siracusa nel girone d'andata era cominciato un cammino importante, gli etnei vogliono ripetersi. Il morale della squadra è buono, perché sono consapevoli di aver fatto una buona prestazione, amareggiati per il risultato sicuramente, come eravamo tutti dopo la partita,
ma consapevoli che abbiamo fatto una buona prestazione. Ci è mancato qualcosina per portare a casa la vittoria meritatamente. L'abbiamo resettata, dobbiamo partire dalla prestazione e affrontare questo derby nel modo giusto. E oggi, dopo il TG, nuova puntata di preview, in studio Marco Carli. In primo piano la partita appunto fra Siracusa e Catania con le ultime e il punto tattico alla vigilia del match del De Simone. Dopo il TG dunque appuntamento con preview. Ed è vigilia di campionato anche per il Palermo, che dopo il pareggio infrasettimanale di Marassi domani contro l'Entella al Barbera va alla ricerca dei 3 punti. Marco Gullà. Continuare a fare punti per mettere pressione alle prime della classe è l'obiettivo del Palermo, che domani al Barbera contro l'Entella vuole ottenere la 7ª vittoria casalinga consecutiva. Un rollino da record che però ancora non basta, visto che Venezia, Frosinone e Monza hanno un passo accelerato. Diversi dubbi per Inzaghi, l'allenatore rosanero deve fare i conti con la gestione delle energie dopo una trasferta a Genova che ha richiesto un grande dispendio fisico e mentale. Jonsen domani potrebbe partire dalla panchina ed essere utilizzato da Inzaghi a partita in corso. Per un posto da titolare c'è in vantaggio Ledo Aron, che giocherà al fianco di Palumbo e a supporto di Poyampalo. In difesa Magnani dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Peda, a centrocampo tornerà titolare invece Segre. L'Entella è formazione insidiosa, ha vinto l'ultima contro il Cesena ed è fuori dalla zona play-out. Intanto ha presentato alla stampa l'ultimo arrivato Rui Modesto, al momento indisponibile ma voglioso di potersi giocare le sue chance. Questo di infortunio non è facile da dire quando un giocatore torna e per me io ti voglio dire che io lavoro tutti i giorni e ogni giorno per tornare pronto possibile e credo che adesso sono molto meglio che prima e aspetto tornare il pronto possibile. È tutto per questa edizione, noi ci fermiamo qui, vi lascio adesso a preview, grazie per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.